Salve tifosi napoletani, a Napoli è appena uscita una notizia roboante. Ma prima di dare un'occhiata iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per ricevere le principali notizie dal Napoli. Lozano vuole tornare al PSV. Il Napoli punta Asensio, l'indiscrezione dal Messico. Secondo quanto rivelano in Messico, Lozano vorrebbe tornare al PSV. Il Napoli penserebbe di sostituirlo con Marco Asensio del Real Madrid. Irving Lozano non è mai realmente esploso in maglia azzurra. Arrivato sotto la gestione di Carlo Ancelotti, l'attaccante non si è mai imposto realmente con gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra. Non solo con Carletto. Il Cachi riscontrò non poche difficoltà anche con Gattuso e con Luciano Spalletti ha fatto lo stesso, senza mai essere decisivo per la causa partenopea. Lo ha dimostrato in Champions League, quando è stato chiamato in causa, non ha mai dimostrato veramente il suo valore. La redazione di Fox Sports Messico lancia un'indiscrezione sul suo futuro, tutta da verificare. Pare che Lozano abbia intenzione di tornare al PSV, la squadra olandese che lo ha lanciato in Europa nel grande calcio. Il Napoli sarebbe propenso a cederlo a fine stagione, anche perché il suo resta tra gli ingaggi più pesanti di tutta la rosa a disposizione di Spalletti, l'emittente internazionale. Poi, svela che il club azzurro ha già in mente il nome del possibile sostituto che potrebbe essere Marco Asensio, a scadenza contrattuale col Real Madrid. Tifoso napoletano, vuoi che Lozano resti o vada? E Asensio, lo vorrei al Napoli. Lasciate la vostra opinione e iscrivetevi al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre!